Buonasera a tutti ragazzi, quindi teorie del complotto, cosa e perché, cosa ci nascondono, quindi diciamo si parla sempre del coronavirus. Allora, l'esperto dice che è troppo tardi per contenere l'epidemia, quindi da Wuhan 5 di milioni di persone in viaggio nel mondo. Quindi diciamo ragazzi che le cose non stanno tanto bene. In effetti, dice questo virologo molecolare, che è decisamente troppo tardi per contenere questa epidemia di coronavirus. I numeri che porta a sostegno della sua tesi sono inquietanti. Parla di 5 milioni di persone che hanno lasciato Wuhan tra il 10 e il 24 gennaio, il periodo che sarebbe quello della diffusione del virus, e sono giustamente dirette in diverse zone del mondo. Quindi queste qua sono state dette da un virologo, ragazzi, non da me. Quindi le sue parole sono state riportate dal famoso giornale New York Times e dal Night Post. Quindi purtroppo spaventano queste parole. La malattia al momento non ha una cura e ci sono, dicono perlomeno le fonti, 813 morti e contagiati oltre 37.000. Però sappiamo ragazzi che tutti quanti hanno detto che il virus sarebbe stato portato da serpenti, pipistrelli oppure queste cose qua, ma non è vero nulla. In effetti questo virus è uscito dal laboratorio di Wuhan, che è un laboratorio che esiste da tanti anni, quindi in effetti non sapremo mai se è stato fatto di proposito oppure no. Quindi come sempre la teoria complottistica rimane, quindi in effetti accusano tutti quanti che noi divulghiamo delle fake news. Però le fake news, ragazzi, sono quando ad esempio su Facebook arrivano qualche ragazzo scrive per diciamo per questo virus bevete la candeggina e vi passa tutto. Cioè questo qua ci sono gente che lo fanno, quindi queste sono fake news pericolose in effetti, perché dicono per fare la cura se gli dite di mangiare, che ne so, qualsiasi cosa lo fanno e basta. Queste sono fake news, non quelle che facciamo noi alla fine, che in effetti diciamo la verità. Quindi questo virologo ha detto che 5 milioni di persone hanno lasciato Wuhan tra il 10 e il 24 gennaio e sono diretti in tutto il mondo. Ma immaginate che in questi 5 milioni di persone ci sia il 10% di contagiati, significa che tutto il mondo tra poco sarà un casino, quindi sarà proprio un'epidemia proprio pazzesca. Diciamo che già questo virus ha sorpassato la SARS, quindi la SARS non è nulla a confronto a questa qui che, come sta andando, già l'ha superata da molto molto tempo. Quindi come le cose stanno peggiorando, secondo noi la supererà di molto più della SARS nel 2003. Quindi loro parlano di 37.000 contagi, ma le fonti complottistiche, torniamo a rivedere, che poi sarebbero chi secondo loro dice le bugie, le fonti complottistiche parlano di 150.000 contagiati e oltre 7-8.000 morti. Quindi diciamo che le fonti complottistiche parlano di altri numeri. Quindi diciamo che il virus non è stato trasmesso da nessun animale, ma stava nel laboratorio di Wuhan. Quindi è inutile che vogliono dare la colpa ai serpenti, a cosa si mangiano i cinesi e tutto il resto. Il virus stava nel laboratorio di Wuhan. Come sia uscito fuori da questo laboratorio nessuno lo sa. Però tutti quanti sappiamo che ultimamente cercavano in tutti i modi di spopolare un po' la situazione, anche perché 7, anzi 8 miliardi di persone sulla Terra sono troppi, quindi a volte poi le teorie del complotto ritornano a sé. Quindi chi ci dice a noi che non sia fatto di proposito?
Possiamo anche dire no, ci stiamo sbagliando, per l'amor di Dio, sarà scappato, è sfuggita la situazione di mano, ci può anche stare, eh. Però guarda caso, si sapeva già da tempo, anche in America questo virus già era stato previsto, tipo come Nostradamus che prevedeva nelle quartine gli eventi futuri, quindi anche gli americani avevano fatto la loro previsione. Un virus mortale sarebbe stato in grado di uccidere tot persone, questo 6 mesi fa. E addirittura un anno fa Bill Gates lo disse anche lui. Disse che un giorno un virus potrebbe scappare da un laboratorio e fare una pandemia. E in effetti così è stato. Quindi sia Bill Gates che gli americani sono dei leggenti, quindi li paragoniamo a Nostradamus, quindi prevedono il futuro. O già lo sapevano? Poi fateci caso ragazzi, ultimamente io avevo fatto dei video in cui avevo detto stanno costruendo dei bunker perché secondo me arriverà qualche asteroide, ci sarà qualche asteroide in rotta di collisione con la Terra prima o poi, oppure i cambiamenti climatici. Ho detto ci stanno tante persone che si sono ritirate da, diciamo, da questi poteri dell'elite e stanno costruendo, anzi si sono rifugiati nei bunker sotterranei. E io avevo dato la colpa, giustamente, come vi dissi. Secondo me qualche Apopis sta arrivando, questo secondo me la gente si sta nascondendo. Ma pensandoci bene, forse non era per questo ragazzi, forse era proprio per questo virus, perciò queste persone si sono nascoste nei bunker. Quindi anche questa è un'ipotesi che io posso pensare. No, Alessà, quindi ci sta una brutta notizia. Un virologo, diciamo, un esperto, quindi non uno così così, tanto per dire. Questo è un virologo molecolare dell'Università di Hong Kong, si chiama Jin Do-yan. Dice è decisamente troppo tardi per contenere l'epidemia del coronavirus. I numeri che porta a sostegno della sua tesi sono inquietanti, se non dire catastrofico, quindi posso usare pure questa parola, tanto già so che mi censurano il video, quindi non me ne importa. Allora, dice questo virologo che 5 milioni di persone hanno lasciato Wuhan tra il 10 e il 24 gennaio, il periodo della diffusione del virus, e si sono diretti in diverse zone del mondo. Quindi adesso immagina questi 5 milioni di persone che si sono dirette in Germania, Francia, Italia, Portogallo e ne chiamo tutte le nazioni del mondo, quindi i cinesi stanno ovunque, quindi immaginiamo che solo il 10% di questi qua abbia il virus. Sarebbe una catastrofe globale. Quindi tanto per dire, non è che l'ho detto io, dico vabbè l'ha detto Giuseppe, Giuseppe che sa. No, no, questo è uscito sul New York Times, quindi potete anche andare a leggerlo in americano, in inglese. New York Times, coronavirus, il professore si chiama Jin Do-yan. Sì, sì, è una frase, sì, questo virologo ha detto che ci sono 5 milioni di persone che sono andate via da Wuhan e che sono dirette in tutto il mondo. Quindi la malattia, secondo loro, al momento ha ucciso 813 persone, ne ha contagiato 37.000. Però anche il virologo dice che sono dati non veri. Quindi nessuno crede a questa cosa. Quindi anche Trump, pure gli americani lo avevano detto che non si trova nei conti. Quindi secondo le fonti complottistiche, ripeto, le fonti non ufficiali, cioè il problema ragazzi sapete qual è? È che i media, i giornali scrivono quello che vogliono i potenti. Allora, tutti i giornali, tutta la TV, tutti questi qua che vedete in TV, giornali, tutte le testate giornalistiche più famose, sono a favore dei potenti. Non potranno mai dire la verità. Sul Rai 1, Italia 1, Canale 5, faccio esempio,
non potranno mai dire la verità perché non gli è permesso. Loro devono dire quello che devono dire. Sono obbligati a dire quello che devono dire. Quindi questo è il problema tra i giornali, la TV e le persone come me, come tanti altri come me, che invece non se ne importano di nulla e dicono la verità. Solo che a noi ci chiamano complottisti, invece loro sono dei bugiardi, è diverso. Sì, Alessandro, tu ti ricordi, io avevo fatto questo video, il fatto dei bunker sotterranei. Io avevo detto, vuoi vedere che arriva qualche asteroide sulla Terra? Vi ricordate? Io l'ho fatto questo video e pensavamo tutti a Popis, qualche meteorite si schianterà sulla Terra, forse perciò se ne vanno sottoterra, questi qua, i potenti si stanno costruendo i bunker. Secondo me, Alessandro, i bunker erano proprio per questo virus, forse, non era per l'asteroide. Cioè, al finale, vi ricordate, improvvisamente sono andati in pensione e si sono ritirati in bunker sotterranei. Io la verità pensavo, ragazzi, qua qualche asteroide e arriverà. Invece era per i virus, Alessà. Non era per l'asteroide che io credevo, come tutti quanti. Tutti quanti pensavamo a Popis, l'asteroide arriverà sulla Terra, si sono chiusi nei bunker. No, era proprio per il virus, quindi tutti quelli lì. Ma poi la cosa più bella di questi qua è che erano tutte persone potenti, cioè non erano persone normali, erano persone che lavoravano nel Pentagono, le persone che lavoravano nella NASA, le ESA, tutte gente importante. Ciao Massimo. Quindi non erano persone normali. Quindi persone che lavoravano per lo Stato americano, per lo Stato russo, cioè tutte persone influenti al finale. Guarda un po', tutti questi qua vanno in pensione anticipatamente. No, no, adesso no, no, se va bene tra un anno qua. Come sta la situazione hanno detto ci vogliono 6-7 mesi. Se trovano un po' di difficoltà arrivano pure un anno. Quindi si parla che poi costa una barca di soldi, non so quanti miliardi ci vogliono per farlo. E a parte che non sanno da dove cominciare, penso un po'. Ma poi la cosa pazzesca, no? Secondo l'associazione di viaggi, cioè dal 10 gennaio al 24 gennaio sono partiti 5 milioni di cinesi. Io vorrei capire una cosa, no? Mo' ci stava questo problema del virus, no? Chi li ha fatti partire 5 milioni di cinesi per il mondo? Cioè, di questo vorrei capire. Cioè, a gennaio ci stava l'epidemia, ragazzi, non è che io... me- me- No, Alessà, però io sto pensando una cosa, no? Cioè, l'agenzia di viaggi ha detto che tra il 10 e il 24 gennaio erano coerenti con la diffusione precoce del virus. Come sono partiti 5 milioni di persone in questo periodo? Cioè, questo qua l'ha detto il virologo esperto, quindi è uno che è un virologo molecolare presso la School of Biomedical Sciences dell'Università di Hong Kong, Jin Do-yan. Anche su New York Times lo trovate questo articolo, quindi non è che lo dico io. 5 milioni sono partiti, ma dove sono andati? Ci hanno lasciato Wuhan quando ci stava questo picco di virus. Mo calcolate che i 5 milioni si sono divisi un po' per parte, un po' in Italia, un po' in Germania, comunque sono tutte destinazioni. No, eppure guarda, è facile. Guarda, devi scaricare, lo scarichi, lo apri, poi vai su tutta la lista dei canali, la copia tutta, fai copia, la incolli dove sta scritto aggiungi canali, fatto, devi nulla. Sì, Massimo, ma parlano di miliardi e miliardi e non sanno se ce la fanno, quindi è un casino proprio, cioè a finale ci vorranno 6-7 mesi se va bene la storia. Quindi tu calcoli in 6-7 mesi che succede qua? Cioè in 6-7 mesi, meno male che tra poco arriva l'estate e secondo me forse si abbassa un po'. Però comunque chissà che combinerà fino a marzo-aprile. Sì, sì, Alessandro, sì. Cioè, secondo me è proprio... sarà un casino, ragazzi. Cioè, mo è arrivata questa notizia.
32 minuti fa. Coronavirus, l'esperto, troppo tardi per contenere l'epidemia. 5 milioni di persone viaggiano al mondo. Cioè, pazzesco, cioè, come hanno fatto 5 milioni a viaggiare? Ecco qua, coronavirus, cresce il numero dei morti e il numero dei contagiati. Hanno il coronavirus, sono stati a Siena, Firenze e Pisa. Ecco qua, vedi, due cinesi stavano a Firenze, sono andati a Siena, Firenze e Pisa. Hanno fatto il giro e poi sono ritornati a Wuhan. Coronavirus, gli errori del regime cinese. A Wuhan scomparso nel nulla. Fammi vedere che roba è qua perché... Ah, ecco qua, vedete ragazzi, poi dicono che noi siamo complottisti. Allora, un avvocato è scomparso nel nulla, ragazzi, tanto per cambiare, no? Un avvocato che contestava questa scomoda verità, guarda caso, è scomparso. Continua a tenere banco il caso della censura nei confronti di quelle persone che avevano cercato di lanciare immediatamente l'allarme del coronavirus. Vedete qua la dittatura ancora. Sì, sì, sicuramente dove starà ora. Le autorità lo avevano costretto a tacere salvo poi chiedere scusa. Ma le polemiche non si placano, quindi vi ricordate il famoso medico eroe è morto poi al finale. Poi adesso ci sta un avvocato, famoso anche come blogger, è sparito nel nulla. Riportano i giornali cinesi giustamente che di lui non c'è traccia in casa né in ufficio né in rete. Guarda caso è scomparsa questa persona. Oh. Quindi a One se ti permette di parlare male. Eufrasia, io lo so, in effetti se sarà così come dici tu, come ho fatto pure io quel video, secondo me speriamo di stare negli eletti, diciamo così, quelli lì che si salveranno al finale, quindi quindi diciamo che è così ragazzi al finale, quindi la cosa è preoccupante un pochino, quindi diciamo che davvero non si capisce nulla. Vedete come parlano un po', scompaiono le persone e li fanno fuori, cioè è pazzesca la cosa, quindi davvero non si sa davvero che succede qua. Comunque ragazzi vi auguro buona continuazione della serata, buonanotte a tutti, quindi le teorie, sì sì adesso sono così, non si può fare nulla, quindi speriamo che ci salviamo, che Dio ci aiuti, perché qua la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno, quindi più giorni passano e più le cose si mettono male, quindi io non credo che trovano una soluzione molto presto. Ciao, Alessà. Quindi secondo me stanno cercando di censurare tutte le notizie in tutti i modi, fanno dire sempre le stesse cose a tutti i giornali, epidemia, ogni giorno muoiono giusto 3-4 persone, quindi devono dire quel poco che conta in effetti, quindi 37.000, adesso erano 3.000 i contagiati, ora stiamo a 37.000. I morti, guarda caso, sono sempre tanti, non aumentano mai. Però vedremo poi la verità sempre uscirà fuori, quindi possono nascondere, ma poi al finale la verità esce fuori. Come adesso questo scomparso nel nulla, l'avvocato scomodo. Cioè, in effetti il regime comunista, sì, sì, grazie a te, non si capisce nulla. Vabbè, ragazzi, notte, domani faremo un altro aggiornamento e vediamo che sta succedendo nel mondo, in Italia e un po' dappertutto. Quindi speriamo bene.
Ciao a tutti e buonanotte.